amici di GD Ferro Team, siamo qui con Fabio Gottardo che so che ha fatto un calendario con delle ragazze. Raccontaci com'è andata per via di questo Covid. È stato un po' difficile, però in ogni caso siamo riusciti a organizzare delle uscite per realizzare le foto che poi sono state utilizzate per comporre il calendario. Non è stato un unico calendario, ma ad ogni ragazza ho realizzato il proprio calendario personalizzato. Quindi ogni ragazza si troverà 12 foto, una per ogni mese. Bene, dopo ci presenta un po' le ragazze, sono curiosa di vederle. Come ti sei trovata? Adesso a me mi sono trovato benissimo con tutte le ragazze, con alcune avevo già lavorato anni scorsi, con altre le ho conosciute quest'anno, ma subito ci siamo trovati in sintonia modella fotografo. A parte che tu sei anche bravo. Grazie. Quindi... Grazie dei complimenti. Bene. Ciao. Ciao. Sono qui con Andrea Rigon. So che è un magazine, raccontaci un po' come ti è venuta l'idea di creare questo magazine. Ma l'idea mi è venuta perché volevo creare qualcosa di diverso e quindi una mattina mi sono svegliato e ho creato questo magazine che sta andando molto bene, perché abbiamo all'interno una figura importante come Barbara Castellani che realizza tutte le interviste per i VIP che sono in copertina, e lei è una presentatrice e giornalista Sky, e poi abbiamo altre figure tra le quali anche Giulio Romi che scrive all'interno. Io come direttore realizzo una lettera al mese, spero sia apprezzata dai lettori anche se non è facile comunque scrivere. E poi sì, anche altre figure che comunque sono importanti, tra cui la stilista Anna Letto che realizza un abito in uscita e lo descrive nel senso che lei vede quello che realizza e in base a vari progetti suoi personali, e all'interno anche i miei progetti personali. Volevo chiederti come si chiama il tuo magazine? Il mio magazine si chiama You Style Magazine. Bel nome. Grazie. Ma cosa pubblichi su questo magazine? Allora, tratta di moda innanzitutto, spettacolo, cultura, vacanze, anche se è un periodo un po' diciamo non dedicato alle vacanze, però insomma con la mente si può viaggiare dove si vuole, e quindi cerchiamo di accontentare un po' tutto quello che si riesce. I lettori sono di varie fasce, però cerchiamo di accontentarli un po' tutti, dai. Quindi ragazzi andate a vedere il suo magazine, mi raccomando. Ciao! Siamo qui con Giulio Romi e ha organizzato una sfilata che secondo me sarà da urlo. Raccontaci un po' di questa sfilata, chi sono le stiliste, quello che vuoi. Tanto grazie per la sfilata da urlo, un saluto a tutti i videoascoltatori di GD Ferro Blog. Sì, questa è una sfilata che ci abbiamo scommesso tanto, perché durante questo periodo sappiamo tutti molto bene quanto è difficile organizzare qualcosa, comunque nel rispetto delle regole, ovviamente tutti con mascherina, pubblico e anche modelle toglieranno la mascherina solo quando sfilano, perché sfilano singolarmente. Quindi una sfilata con 4 stiliste più la sposa più l'intimo, e di conseguenza mi auguro che sia un bel pomeriggio. Di solito eravamo organizzati per la sera, ma sapete benissimo quali sono le restrizioni, e di conseguenza abbiamo dovuto optare per il pomeriggio. Le modelle sono 15, tutte molto belle professioniste. Prima però ci sarà un presfilata tra pochissimo con alcune ragazze alle quali sarà consegnato il calendario 2021 del fotografo Fabio Gottardo, quindi ci auguriamo che tutto vada al meglio. Poi grazie a GD Ferro Blog potrete vedere la sfilata tutta quanta su YouTube, e volevo ringraziare particolarmente sia Sara, che molto presto sfilerà anche alle sfilate, che è bravissima, e poi ringraziare naturalmente Mario Bonesi. Ma grazie mille a te. Ragazzi, non vedo l'ora di vedere la sfilata, voi guardate il video, mi raccomando. E niente, a dopo, ciao! E allora intanto buonasera, mi chiamo Stefania e oggi cercherò di farvi un po' da guida durante queste magnifiche creazioni, perché oggi andiamo a vedere delle vere e proprie opere d'arte. Io ho dato poi una sbirciata a tutti gli abiti e devo dire che sono fantastici. Quindi Giulio, se vuoi raggiungermi e dire qualcosa? Sì. Un applauso a Stefania. Questa sera ci terrà compagnia. Allora questa sera, Angela, questo pomeriggio
avremo avuto 5 stiliste come vi ho detto prima, 2 di elegante, poi c'è l'intimo, poi c'è la sposa, e quindi sono 2, 3, 4, 5. Questa sera, questo pomeriggio direi, verrà presentata un'anteprima della collezione Primavera-Estate 2021 e inizieremo con degli abiti casual per poi passare a qualcosa di un po' più elegante.
Jessica Spiga, vieni qua con le modelle, avete visto 15 stupendi abiti fatti a mano, disegnati da Jessica che è venuta da Torino, che fa anche la passerella. Dunque, ancora un applauso qua per... non possiamo fare il classico serpentone con tutte le ragazze uscite perché per evitare assembramenti. Quindi adesso con un po' di musica le facciamo orientare e poi vi lascio con Stefania per la seconda uscita. Grazie Jessica, prego. Bellissimi questi abiti, complimenti ancora a Jessica che ci ha fatto vivere un po' un mondo dei sogni, un mondo delle fate. Infatti abbiamo visto 15 bellissime creazioni e poi abbiamo conosciuto anche colei che ha messo la magia. Però adesso è il turno della seconda stilista, infatti continua il nostro viaggio. La nostra seconda stilista si chiama Greta Ballerini e viene da Bolzano, però bisogna dire che lei è nata all'isola d'Elba e poi ha vissuto tutta la sua vita in Alto Adige, quindi nelle sue creazioni ci porta sia un po' di mare che un po' di montagna. Infatti ha disegnato e confezionato questa collezione passando dal calore dell'estate che si fonde con l'arrivo dell'autunno. E qual è il colore filo conduttore di queste due stagioni? L'arancione, come le foglie che cadono, insomma tutto dolce e bello. L'arancio viene accompagnato poi dal nero, che è si sa, il classico dell'eleganza, e poi vedremo delle ragazze che sfileranno con i toni del verde e del petrolio, per poi arrivare ad una primavera dolcissima con il cipria e le fantasie floreali. Io ho dato un'occhiata e devo dire che sono veramente bellissime. Inoltre si sa che i gioielli sono i migliori amici di una donna, ecco perché lei ha deciso di aggiungere dei suoi bellissimi gioielli accanto alle sue creazioni. Infatti vediamo come dei gioielli, dei piccoli brillanti realizzati uno ad uno, pensate proprio da lei. Il suo studio cerca infatti di accontentare ogni cliente per farlo sognare tra le onde e infiniti colori e luci. La potete trovare un pochino ovunque, sui siti, sui social che ormai si sa che fanno da vetrina un po' tutti. Quindi vediamo le creazioni di Greta. Questa era la prima
ondata, diciamo così, della stilista appunto che viene da Bolzano, che si chiama Greta. Dopo la presenteremo, ma ci sono ancora suoi abiti. Prego.
ricordarvi, anzi volevo dirvi che anche l'abito che sto indossando è di Greta, che ricordo potete trovarla su Instagram e su Facebook come Grace Berry Couture. E quindi direi di chiamarla qui per godersi tutto l'applauso. Vieni Greta! Complimenti, complimenti. Bellissime queste relazioni, guardate, ora mi ci metto a diventare anch'io una modella. Passerella, vieni a fare la passerella. Grazie. Bravissima, adesso ci fai vedere qualcos'altro? Sì, adesso vi farò vedere la mia linea di costumi, sono 4 costumi da bagno in versione un po' più gioiello, più chic per i party, cocktail, la goccia piscina. Vari colori sgargianti per l'estate del prossimo anno. E quindi vogliamo al mare e vediamo un po' i nostri costumi. Grazie. Allora, abbiamo parlato di abiti, di costumi, però adesso parliamo di qualcos'altro, parliamo di intimo, perché si sa che noi donne, se abbiamo l'intimo giusto, siamo già un passetto avanti, abbiamo un po' più di confidenza con noi stessi, insomma anche ai maschietti non dispiace. Stiamo parlando degli abiti di Wonderland. Infatti Alice, che nasce con il suo brand nel 2016, ha la missione, ha l'obiettivo di trovare l'intimo giusto per ognuno. Quindi, oltre all'intimo ai pigiami uomo e donna, dopo 2 anni Alice decide di aggiungere anche l'abbigliamento. Quindi vediamo le creazioni di Alice.
Comunque facciamo un applauso a chi ha creato queste bellissime creazioni e vi ricordiamo che se anche voi volete acquistarle potete andare ad Albano Terme in piazza Cristoforo Colombo e comunque su tutti i social. Complimenti! E volevo solo aggiungere che ovviamente oltre alle collezioni che avete visto oggi pomeriggio abbiamo intimo e abbigliamento un po' per tutte le taglie, insomma oggi abbiamo giocato facile, però ci tengo sempre a precisare che abbiamo intimo per tutte le taglie. Oltre all'intimo troverete anche pigiami, accessori e abbigliamento donna e intimo e pigiami uomo. Sui social Wonderland Intimo e anche il sito wonderlandintimo.it. Grazie. Complimenti! Meritato applauso per le modelle e per la stilista. Adesso passiamo a qualcosa di un po' più coperto. Il sogno di una ragazza, si sa, è da sempre l'abito da sposa. Quindi questa sera non poteva mancare gli abiti di APDL Dimmi di sì di Elena Meneghello. Potete trovarli a Ponte San Nicolò perché lei sarà felice di accogliervi e farvi scegliere l'abito che vi porterà all'altare, l'abito che per noi donne è la cosa fondamentale. Quindi vediamo i nostri abiti da sposa di Elena Meneghello.
outlet, quindi bisogna venire a trovarti. Allora, Greta, Elena, vuoi dire qualcosa? Bellissima esperienza e ogni volta è un piacere essere qui con voi. E alla prossima sfilata. Ok, grazie Elena. Allora, solitamente noi al termine chiamiamo le modelle fuori tutte insieme, le presentiamo l'ultima passerella tanto per dare l'ultimo spazio anche a loro, ma per motivi di incontri ravvicinati non si può, quindi passerella per uscita a Federica. Jessica o di Greta Ballerini. Volta di Cristina. Questi erano i vestiti della Atelier di Midisi di Elena Meneghello. Applauso a Nicole. Sempre Nicole. Anna, fermati. Passerella è uscita per Nicole. Via! Maddalena! Nicole! Anna! Siamo giunti al termine, ringrazio i fotografi Fabio Gottardo, Andrea Rigonda e tutti gli altri, con Mario Bonesi per il videomaker. Le foto successivamente nei giorni prossimi le vedrete sul profilo della Fashion Ready Eventi o sul mio profilo personale con tutte le uscite, il video su YouTube. Abbiamo detto, lo ribadisco per l'ennesima volta, noi ci auguriamo che vi siate divertiti, che comunque abbiate, perché non so voi, ma io preferisco vivere, mi dice qualcuno. E quindi abbiamo voluto comunque fare questa sfilata nonostante tutte le restrizioni del caso. È andata benissimo. Sì, grazie, tu sei stata molto brava, Stefania, promossa
per i voti. Grazie. Ringraziamo tutti, le nostre stiliste ve li ricordo ancora, che sono Jessica Spiga che è venuta da Torino, con Greta Ballerini da Bolzano, Wonderland Intimo di Abano Terme e Elena Meneghello con gli abiti da sposa. Nell'atelier, dimmi di sì. Com'è? Nell'atelier, dimmi di sì. Nell'atelier, dimmi di sì. Vieni di sì. Grazie, sì. Sì. Grazie